Serie C presenta Serie C Sky Wi-Fi. Ben ritrovati a È Solo Calcio, l'approfondimento consueto di ogni giovedì del Giornale di Vicenza, che parla di Vicenza e Arzignano, e siamo proprio reduci dalla sfida del Menti tra biancorossi e giallocelesti, vinta dal Vicenza per 2-1. Parleremo di questo, ma soprattutto guarderemo più in là, perché domani l'Arzignano affronta la Gian Erminio al Dalmolin e lunedì c'è il primo big match per il Vicenza, possiamo dire così, ovvero la sfida del Tombolato contro il Cittadella. Lo faremo con gli ospiti che ci hanno raggiunto quest'oggi. Do il benvenuto a Lorenzo Cafferri, è veramente un benvenuto perché è un volto nuovo del Vicenza e anche per È Solo Calcio. Ciao Lorenzo. Buonasera a tutti, grazie. Ben arrivato, e dunque sarà anche l'occasione per conoscerlo un po' meglio, e vi invito, se avete domande o curiosità, a scriverci su Facebook e noi riporteremo a Lorenzo. Vicino a Lorenzo un grande mister, Ezio Glerian. Ciao Nicola, buonasera. Ciao mister. Lo dico per Lorenzo, ma a casa ti conoscono tutti. Cittadella dei Miracoli, quindi anni fa, poi Palermo, Padova, Venezia, Spal, un po' di anni fa. Bassano, insomma ne ha fatta di strada Ezio, ha fatto un bel po' di panchine, e poi insomma ci darà anche qualche chiave di lettura interessante riguardo proprio la partita contro l'Arzignano. A proposito di Arzignano, ben ritrovato al vicepresidente Renzo Lorenzi. Un gradito ritorno anche per Lorenzi, anche se sempre quando perdiamo li chiamate. Però dopo le cose vanno bene, quindi sì, è un po' una cabala, quindi attenzione che potrebbe essere un cosa fortunato. Un parafulmine. E ben ritrovato al collega e amico Paolo Della Costa, giornalista del Corriere del Veneto. Grazie. Ciao Paolo. Ciao a voi. Allora, facciamo appunto un passo indietro, ripartiamo un attimo da Vicenza Arzignano, un Arzignano che ormai è una realtà consolidata, non si può parlare di rodaggio. Invece forse di Vicenza possiamo ancora parlare di rodaggio, Paolo, sei d'accordo? Beh, sì, direi di sì, anche perché comunque il campionato è appena iniziato, il campionato è lungo, quindi sarebbe anche abbastanza strano se il Vicenza fosse partito a palla, no? Come magari squadre un po' meno titolate. Solitamente quando inizia il campionato le prime giornate sono importanti, che devono mettere fieno in cascina a fare punti. Il Vicenza è partito bene, comunque sì, non è partito a palla, ma è partito bene, perché comunque ha 7 punti 3 gare, quindi direi che una volta il mister resisteva alla media inglese, siamo perfettamente inglese, no? Quindi vittoria in casa, pareggio fuori, quindi siamo in linea, quindi bene. Conta, certo. Ho detto giusto, Vicenza che ancora il rodaggio in questa fase, giustamente, è cambiato molto anche. Per me è sempre stato drammatico l'inizio in tutte le squadre dove sono andato. È sempre difficile, specialmente quando poi salivi di categoria oppure quando cambiavi tanto nella squadra, perciò però dai, ho sempre avuto fortuna finché c'è stato quel tipo di calcio, di avere dei dirigenti, dei presidenti che hanno saputo aspettare, e poi insomma qualche soddisfazione l'abbiamo avuta. Che avvio è stato, Lorenzo? È stato un avvio bello e difficile allo stesso tempo, già comunque la prima di Coppa, che era una partita subito perfetta, diciamo, un po' sentita. E ci tenevamo poi a far bene, subito a partire bene, e così è stato. Anche in campionato, se guardiamo comunque i punti, 7 punti in 3 partite, comunque siamo partiti bene, abbiamo fatto partite molto bene come può essere la prima, secondi tempi molto bene, abbiamo avuto qualche difficoltà magari in determinati momenti della partita, però ci sta, fa tutto parte di un percorso di crescita. Tosto l'Arzignano, L'Arzignano è tostissimo. Te lo aspettavi così? Sì, assolutamente sì, perché non è la prima volta che affronto l'Arzignano, e tutte le volte L'anno scorso non è andata bene con la tua Giana. Né l'anno scorso né l'anno prima ancora. Abbiamo sempre proprio fatto fatica, perché è una squadra molto difficile da affrontare, molto fisica, che corre, che si sacrifica, quindi è veramente difficilissimo, lo sapevo e così è stato. Ho avuto la certezza. Lorenzo, io prima fuori onda mi sono permesso di dire che forse è stato uno degli Arzignano più belli nel suo complesso che ho visto, ma sia soprattutto per l'atteggiamento e la personalità dimostrata, perché dobbiamo sempre parametrare la partita all'avversario, secondo me, e contro il Vicenza poteva anche esserci un po' di timore reverenziale, pensare... L'abbiamo visto lo scorso anno col Vicenza. Magari non sarebbe stato così, però invece veramente l'Arzignano ha giocato a viso aperto. Non abbiamo partito lo stadio, non abbiamo partito l'avversario, siamo partiti giocando come
dovevamo giocare con grande pressione. Chiaro che noi possiamo giocare in due maniere, o non facciamo nemmeno un errore, che è impossibile, bisogna che giochiamo far pressione. Infatti il primo tempo li abbiamo messi veramente in difficoltà e loro hanno resistito molto bene secondo me, perché essere sempre addosso così all'avversario è una cosa che è molto importante nel calcio moderno e noi abbiamo queste caratteristiche. Poi il secondo tempo qualche piccola e poi i colpi di magia dei sinistri che ci hanno, però anche lì abbiamo avuto la palla per ritornare in vantaggio, però è così. Noi abbiamo fatto un bel calcio, siamo soddisfatti. No, sai, dicevo, è una squadra che ormai ha la consapevolezza di stare in Serie C a pieno titolo, mentre gli anni passati magari subiva un pochino il Menti, la pressione, il pubblico importante. Adesso vedi che è una squadra abituata a stare in questa categoria ed è una squadra che gioca con la tranquillità di chi sta in questa categoria. Sì, perché forse è vero che l'Arzignano, ricordiamolo, che ha vinto anche al Menti, però quello era un Vicenza veramente, quindi c'era stato appena il cambio con Thomas, era un Vicenza un po' alla deriva, quindi anche per quello dico bisogna anche parametrare l'avversario. Questo Vicenza sicuramente veniva dal 5-0 contro il Lumezzane, quindi tanto di cappello all'Arzignano. Posso dire una cosa sul Vicenza? Anche due, anche tre. Che il Vicenza lo vedo ha difficoltà ancora a sviluppare bene il suo gioco, però a differenza del Vicenza che conosco io, perché comunque seguo molto anche il Vicenza, questo Vicenza sa soffrire, questo Vicenza comunque, non so, i gol li deve andare a cercare. Prima mi sembrava sempre che i gol dovevano arrivare, perché qualità, perché gente veramente molto brava, invece li ho visti che vogliono andare a fare gol. E per me c'è una differenza abissale rispetto a quello dello scorso anno, per fare un esempio. Questa è una bella osservazione, tra l'altro forse può essere anche qui la chiave di volta che magari era mancata. Abbiamo sempre detto che il Vicenza magari negli ultimi 2 anni magari si specchiava un po' troppo. Stavolta magari un po' meno qualità, mister, ma un po' più da atteggiamento della Serie C. Ultimamente sta cambiando un po' la mentalità delle squadre, non più in Serie C, c'è questo calcio un po' più propositivo, nel senso che le squadre anche di bassa classifica non ti aspettano più, magari vengono a prenderti lo stesso alti, cercano di metterti in difficoltà. Di conseguenza però c'è anche la possibilità di scoprirsi, di non fare le corse giuste, di non coprire bene, di prendere gol. Potrebbe essere un calcio un po' più divertente per chi lo vede, ecco, questo modo però è normale che si è soggetti anche a tanti errori, sicuramente questo sì. Lorenzo, tu tra l'altro Vicenza l'hai affrontato da avversario, forse in questo discorso puoi anche leggerlo meglio, nel senso che la vedevi questa cosa, l'anno scorso Vicenza aveva una qualità forse superiore, adesso forse però è una squadra più adatta alla C. Ma io non so dire se è una squadra più adatta da C o sicuramente, prendo anche ad esempio il mio esempio, cioè non posso ritenermi il nome più grande della Serie C, quindi anche qualche cambiamento in termini di giocatori che ha portato magari un po' di, non so come dire, quella voglia in più, di quella corsa in più, quel contrasto in più che magari molte volte, poi non so l'anno scorso come erano le cose, veniva un pochettino meno. Quindi io penso che ci sia stato un po' un cambiamento anche in quella che deve essere la mentalità, perché la Serie C, lo sappiamo, è un campionato così, non bisogna mai, almeno a mio parere, sottovalutare quello che è il blasone ad esempio di una squadra. È un campionato difficile, ci sono squadre, l'ho visto anche l'anno scorso con la Giana, in cui abbiamo fatto un campionato bellissimo, abbiamo messo in difficoltà tantissime big. Questo significa che è un campionato difficile, bisogna calarsi nella realtà di questo campionato ed è quello che dobbiamo fare quest'anno. Quindi siamo troppo cattivi noi quando magari tiriamo un po' sul naso per un pareggio con l'Ospitaletto? No, assolutamente, è ovvio che le partite bisogna prepararle e provare a vincerle tutte, questo non lo metto in dubbio, ed è quello che cerchiamo di fare settimana dopo settimana. Però c'è un avversario che è sempre di valore, cioè qualunque avversario è difficile affrontarlo e bisogna mettere il massimo dell'impegno. Sì, non è perché ti chiami Vicenza che le partite sono facili, perché vuol dire se tu giochi contro
il Lumezzane, comunque fai il campionato che fai tu, quindi vuol dire che sei lì, vuol dire che la qualità è per stare lì. E non è perché tu ti chiami Vicenza e c'hai le figurine, che magari quest'anno ce ne sono meno rispetto all'anno scorso, questa è una giusta vinci le osservazione. partite per volontà divina. No, te la devi, come dice, te la devi andare a vincere la partita e devi far fatica. E bisogna aver voglia di far fatica in questa categoria, perché se non hai voglia di far fatica, di sudare, di farti, non vai da nessuna parte. Tra l'altro prima mister ha parlato di errori, ce ne sono stati più di qualcuno anche in occasioni dei gol e dunque andiamo a analizzarli magari due dei tre gol chiaramente insieme a lei. Partiamo dal gol di Cariolato, il gol dell'Arzignano. Adesso vediamo il filmato e mister ci spiega. Possiamo fermare lì un attimo per capire. Ecco, vedete per esempio la corsa del giocatore che fa adesso è una corsa... Rauti. È una corsa inutile perché il più delle volte non arriva su quella palla, perciò la sua corsa deve essere orientata verso il centro, perciò dove il pericolo è? Vedete in fondo c'è un giocatore del Vicenza che sta sull'uomo in fondo ed è un giocatore molto utile, poi se vediamo eri tu quello in fondo là piccolino. Lorenzo, quel giocatore lì può diventare pericoloso nell'andare dell'azione. Adesso diventa importante il centro dell'area di rigore, che è lì dove si prende i gol, perché poi alla fine i gol vengono fatti dentro l'area di rigore. L'abbiamo visto anche nell'Italia, no? Come è successo. E possiamo andare avanti, quindi. Vedete il corpo dei giocatori è orientato verso l'esterno. Ecco, ferma lì un attimo. Puoi fermarti qui Simone? Bellissimo. Ecco, vedete la posizione anche dell'esterno Di Costa. basso, di Costa, ok? Che è troppo largo in questo caso, perché se fosse stato più interno quella palla la prendeva lui. Vedi Lorenzo che sei ancora distante da... Questo non è sicuramente l'allenatore, te l'ha già detto queste cose che voi avete analizzate anche voi. Vedete che poi alla fine i centrocampisti che avrebbero dovuto entrare dentro con queste corse preventive dentro l'area di rigore per poter fare, perché poi ho sentito, ho letto un po' che la colpa l'ha andata ai due centrocampisti centrali perché sono andati in scivolata. Certo, quando vai in scivolata e non prendi la palla è un errore gravissimo perché lasci la squadra in uno in meno. Però in questo caso qui, questa è la situazione dove puoi eventualmente rimediare. Dopo diventa più tardi. Vedi che Lorenzo che tu parti distante, ecco lì, sì, poi si è creato un 2 contro 2 che non doveva succedere. Poi, lui ha poco spazio anche per fare gol, poi il portiere era già, però l'uomo dentro l'area di rigore era da solo. Sì, nel caso poteva scaricare. Poteva scaricare, vedi. C'è stato un po'... È simile al gol che comunque subisce poi l'Arzignano, no? Più o meno. Abbiamo anche la clip alle del stesse caratteristiche. Del gol di Mora, eccolo qui, adesso lo rivediamo con calma. Fermi lì, vedete quanti sono sull'esterno? Vedete quanti giocatori? Lì abbiamo anche un giocatore in più che è la fascia, che difende. Perché oltre alla fascia non puoi andare. Te lo dicono questo, che c'è la fascia laterale, la riga è un giocatore in più. È un giocatore in più con te che ti aiuta. Ci dicono sempre la linea è nostra amica. Quando difendi, vedi che siamo in tanti. C'è anche un altro dato da dire, che io dicevo sempre ai miei giocatori, che abbiamo un pallone, ci giochiamo con un pallone, perciò c'è un riferimento, non è che abbiamo vedi, adesso ferma lì. Adesso arriva. Vedete che là già siamo 2 contro 2 e lo stesso giocatore dell'Arzignano, Lorenzo, è come te, largo, vedi? Ecco. Adesso il movimento che fa il giocatore Mora è buonissimo, però era per liberare il compagno dietro, perché lì poi è stato fortunato a fare il gol, perché è passata la palla sotto le gambe del portiere, perché il portiere va chiuso, vedete che là in mezzo c'è uno da solo. Se nel caso non tira può dare. Se vediamo lì sono tutti quanti esterni giocatori e dentro la rigore dove si prende gol non c'è nessuno. Beh, avrete visto, tanto grazie ovviamente al mister per questa analisi. Ma sono cose che sicuramente hanno già visto con il loro allenatore. Avete analizzato queste? Sì, abbiamo analizzato, abbiamo corretto magari qualche errore che si poteva rimediare, però fa parte del calcio. Senti invece, dai, dicelo, qua non ci sente nessuno, ma tra il primo e il secondo tempo, Gallo, cosa vi ha detto? Ha provato a dare quella scossa che serviva per entrare in campo con un atteggiamento diverso, un'intensità diversa, soprattutto poi sulle seconde palle, sui contrasti, e penso poi che si sia visto come è andato poi il secondo tempo. Quindi è stato comunque un discorso comunque anche equilibrato che ha cercato di dare quella cosa in più che in quel momento mancava. Tornando al gol di Morra di prima, l'analisi di mister assolutamente perfetta, cosa vuoi dire? No, voglio dire una cosa, Alessio è stato bravissimo, ha fatto un movimento da trequartista, Alessio è stato molto perché è stato molto bravo Tribuzzi, creargli lo spazio sulla fascia, e poi comunque è stato bravissimo ad andare dentro, e dopo insomma è stato un bel gol.
E il portiere Manfrini lì un pochino, però, secondo me, primo Ma palo. fai i gol quando li Poi prendi, ha calciato bene, calciato fuori. Di prima intenzione, da sì, vicino. sì. Passato sotto le gambe, però ecco, in quell'occasione lì era difficile fare i gol, perché Sì, aveva sì, poco sì, certo. spazio Sì, ed è riuscito, e mentre c'era il compagno libero in area di rigore. Ci sono delle situazioni Sì, che sì, di calcio, chiaro. perché poi alla fine la partita va analizzata in questo senso, no? Ci si preoccupa tante volte di andare a recuperare rapidamente la pala, e invece è molto importante invece le corse che si devono fare magari centralmente per coprire uno spazio, che è poi il pericolo è lì, perché dagli esterni difficilmente fanno gol, possono mettere la pala dentro per fare gol, perciò è lì il problema. Ma lo vediamo anche in nazionale, perché poi in nazionale ci siamo fatti i gol da soli con le corse verso la porta. Tra l'altro, a proposito di Gallo, no? Perché Lorenzo non ci ha voluto dire cosa ha detto, ma le cose in spogliatoio no? Devono restare lì. Sì, però, qua volevo chiedere al mister, ma anche a Paolo, che da giornalista ha ascoltato tante conferenze stampa. È uno molto diretto, mister Gallo, e sia con l'ospitaletto non si è nascosto nel dire no, l'ho tolto perché non mi è piaciuto, nell'analizzare il gol contro di Cariolato ha detto i due difensori, i due giocatori Costa e esperti Verbe hanno fatto errori che non si possono vedere. Questo essere così diretto è un bene? Può essere controproducente? Lei, mister? L'allenatore deve essere coerente, se lo fa con tutti è la sua coerenza, l'importante è conoscerlo, perché poi alla fine il rapporto che c'è fra giocatori e allenatore è proprio la conoscenza reciproca. Tu devi essere bravo e rapido a farti conoscere e nello stesso tempo i giocatori devono apprezzare la tua coerenza. Quello è, poi alla fine non deve sbagliare in quello, l'allenatore deve mettere le regole, anzi le regole le mettono loro, perché poi l'allenatore le fa rispettare in questo senso. Però deve essere uguale per tutti, se lui è uguale per tutti Non c'è problema. No, No, perché dico, da giornalista apprezzo, perché finalmente non ci sono solite frasi fatte, giri di parole, ma si va al noccio della questione. Situazione inusuale, no? Nel senso poco utilizzata, che un allenatore faccia nomi e cognomi in conferenza stampa e quindi che sia così critico. Però, come diceva il mister, credo sia stato chiaro dal primo giorno, cioè dal primo giorno lui ha detto qua la maglia nessuno ce l'ha, non mi interessa come vi chiamate, chi sia uno o l'altro, cioè gioca chi merita di giocare, quindi direi che... Così è quello che ha detto il primo giorno e quello che dice nell'intervista, l'ha detto nello spogliatoio. Quindi non è nessuna sorpresa da parte vostra, presumo. Noi lo sappiamo benissimo che c'è un rapporto diretto e di massima sincerità, quindi quella è la base. Perché non ha ancora fatto il nome di caffè in conferenza? Adesso perché non parla così? Prima o poi, però, No, mi auguro per lui, no? Perché alla fine... gli capitava di adesso una. Insomma, perché una? E anche nessuna, alla fine della fiera. Ma mi tolgo una curiosità, come si vive da dirigente quello che per voi effettivamente è un derby, una partita molto sentita? Come l'ha vissuta? Io la vivo sempre molto male. Male? Cioè soffro in maniera scomposta. Era seduto vicino al presidente Chilese? No, lontano, perché vorrei ce l'ho a parte un drone. No, la si vive così, perché insomma per noi far bella figura a Vicenza è tanta roba. E quindi questo l'abbiamo fatto per fortuna, abbiamo giocato anche bene, e se guardiamo la partita tutto tondo, forse anche un pari poteva anche starci, per carità. Poi la qualità probabilmente di Vicenza è uscita, soprattutto con i cambi, perché hanno messo dentro delle persone forti tanto quanto quelle che c'erano prima. Noi ci siamo un po' calati, perché un ritmo così probabilmente anche in questo momento della stagione non possiamo tenerlo per 90 minuti. E lì la partita è finita così. Comunque la viviamo io la vivo da tifoso. Però tra l'altro le parole che aveva detto pre-derby il presidente Chilese proprio al Corriere del Veneto, che avevamo sottolineato anche qui, no? Che sentiva forse che qualcuno dopo le 2 vittorie si era un po' montato la testa, tra virgolette. No, ma a mio avviso sono state quasi preventive, forse per smorzare, però dopo in realtà la risposta data dal campo è stata la cosa migliore. Noi abbiamo un gruppo di ragazzi bravissimi, e questo è quello che cerchiamo tutti gli anni, di creare proprio un team forte, coeso, gente che si aiuta, che introduce. E anche quest'anno abbiamo mica cambiato proprio tantissimo, la spina dorsale è rimasta, quindi questo facilita molto, il mister lo dirà sicuramente. La forza del gruppo è la cosa importantissima, perché un gruppo deve pensare, perché si chiama Razzignano, è come noi a Cittadella, perché pensare di essere il Cittadella e di andare a giocare contro, non so, Napoli. Noi avevamo quell'anno, il primo anno in Serie B, 9 giocatori che avevano fatto la C2.
e siamo andati a giocare a Napoli, ce la siamo giocati, ci siamo salvati alla grande, perciò era una crescita di un gruppo che deve credere, anche la Genoa può credere di poter vincere il campionato, perché no? Hanno un allenatore bravo, stanno giocando bene, perché no? E il dirigente passionale è la cosa che manca adesso soprattutto. Ne abbiamo ancora in queste zone. Però sta mancando. Ho litigato con qualcuno, adesso non so chi sia. No, quello vicino ho litigato. Comunque se sa di esserlo poi si gestisce, dai. Insomma, però sta mancando un po', soprattutto nei quartieri alti, nelle squadre di Serie B, manca sempre di più questa presenza di dirigente passionale, no? Che insomma alla fin fine... Purtroppo, cioè, la proprietà, certo, il proprietario del calcio non c'entra nulla con la passione, con quello che dici tu, no? C'entra solo con il business, quindi comunque nel momento in cui è vero, hai metà società di Serie A, investiamo molto noi, proprietà straniere da fondi, quindi poi ci arriviamo. Perché prima ho sentito che loro sono su a Bassano, voglio dire, se fossero qua... no, ci arriviamo. Sarebbe meglio, mi sta dando noi lavoriamo un assist. tantissimo sotto questo aspetto, mi sta dando un di assist. vivere anche fuori campo, di stare assieme, certo. di trovarci. È fondamentale, il gruppo è fondamentale. Cominciamo a pensare un attimo, adesso lasciamoci quello che è stato, cominciamo a guardare avanti, anche perché appunto ho detto domani Arzignano in campo, Vicenza lunedì va il Tombolato contro il Cittadella, c'è grande attesa. Siamo già oltre 5.300 biglietti venduti, il Tombolato sarà verso il tutto esaurito, immagino io. Vicentini saranno ovunque, ufficiali sono 1.460, ma saranno ovunque, fidatevi. La passione che hanno, incredibile. Partirei però dalle parole che ha detto in settimana il direttore generale Marchetti del Cittadella, che dice che la partita del Vicenza, con il Vicenza arriva nel momento giusto ed è lì inizia il campionato del Cittadella ed è la partita giusta per il riscatto. Sì, quando si dice che sono partite che non serve caricare, è questo che volevo dire probabilmente. Bisogna capire se poi la sua squadra o la loro squadra è pronta per fare questo, perché non è soltanto, calcio non è soltanto avere voglia di fare, avere grinta, come si dice, devi essere organizzato, devi avere gambe, devi avere testa, non è tutto così scontato. Il calcio sta cambiando rapidamente e anche in Serie C, la Serie B per esempio abbiamo visto l'anno scorso e sempre di più, ultimamente negli ultimi anni è salita tantissimo di qualità, sono arrivati tantissimi stranieri, mentre 4-5 anni fa la Serie B aveva poco veramente, io lo seguivo, andavo a vedere le partite, aveva poco, adesso invece la Serie B ha dei giocatori bravi che vengono stranieri e vedi partite diverse, perciò il Cittadella ha sofferto in questi ultimi anni questa crescita della Serie B nel contrastare poi gli avversari. Bisogna capire se adesso in Serie C siamo all'inizio, è normale che all'inizio è tutto difficile, sì. Però ecco, il fatto che Stefano si riferisse al ben venga del Vicenza voleva dire questo, cioè, ma se la devono caricare loro i ragazzi, perciò dà un po' di responsabilità ai giocatori in questo caso. Stiamo vedendo appunto l'immagine della sconfitta del Cittadella pesante 3-1 contro la Pergolettese. Paolo, sicuramente è una partita che ci dirà qualcosa comunque di più di questo Vicenza, e visto che tu sei amante della media inglese, firmi per un pareggio. Ma no, nel senso che comunque la partita te la giochi, poi se viene il pari vabbè, va bene, ma perché? Che senso ha? No, te la giochi, è una partita importante per noi e per loro, sì, è una partita che comunque è il primo, diciamo, match importante secondo quelle che dovrebbero essere le squadre favorite, no, per la vittoria del campionato, una contro l'altra. Diceva prima il mister, sì, di Stefano Marchetti, lui ha visto sicuramente la sua squadra un po' spenta in queste prime 3 partite, dal punto di vista proprio caratteriale, no? Dal punto di vista della volontà, della grinta, della cattiveria agonistica, e cerca di caricarli perché comunque teme, credo che il Cittadella tema molto questa partita, presumo che la tema più il Cittadella che non il Vicenza. Ha detto la teme più il Cittadella che il Vicenza questa partita. No, non te lo dirà mai. È una partita bellissima da giocare, una squadra di valore da affrontare, però è la 4ª partita di campionato, quindi va affrontata, in palio ci sono 3 punti, quello è l'obiettivo, provare a prendere i 3 punti e basta, e si gioca. Come state? Bene. Fisicamente, di testa, come Bene, il gruppo? Stiamo allenando bene, oggi abbiamo fatto il doppio, domani abbiamo ancora allenamento, piano piano ci avviciniamo a lunedì. Io poi lo chiedo sempre a tutti quelli che vengono, ma giochi? E nessuno mi risponde. Giochi?
Non lo so. Come fa a sapere? Non lo so, come lo sanno però. Abbiamo detto prima che Gallo è stato chiaro dall'inizio, nessuno ha la maglia assicurata. Quindi, però dopo anche giustamente diceva, cioè, sì, beh, se vincono tutte le partite 5-0 come lui Mezzane, si guadagnano sicuramente la riconferma. cambierà meno rispetto a Vecchi, no? Vecchi ci aveva abituato a cambiare lui alle ha detto rotazioni. subito, bisogna dare un'identità ben precisa, sì, infatti. È corretto, mister. Un gruppo. Beh, certo, ma Non dico tu sei titolare, tu sei panchinato, però insomma, bene o male identificare quello che è lo scheletro attorno al quale magari fare. Poi le gerarchie si fanno, la squadra poi capisce. Detto che poi con i 5 cambi adesso, con i 5 cambi dico possono sì, giocare esatto, non è come una volta che si giocava ai nostri tempi, c'era un cambio solo, non è che quello, perciò adesso c'è la possibilità proprio di cambiare, di rivoluzionare proprio la squadra, che Vicenza e così come il Cittadella ha giocatori in panchina che possono cambiare la partita, questo è importante. Una cosa che ho notato, sì, è vero che Vicenza ha una panchina profonda e importante, l'aveva anche l'anno scorso. Quest'anno, prime 3 partite per carità, chi è entrato ha fatto molto meglio di chi è uscito, cioè inciso. L'anno scorso spesso non succedeva questo, chi entrava non incideva. Quest'anno sì, domenica scorsa Alessio e Morra, poco da hanno cambiato la partita. Sì. Ospedale comunque è entrato lui, Stuckler, Rauti. Esatto, è cambiato, che aveva fatto abbastanza male, no? Morra e Capello, quindi ha fatto molto meglio di chi è entrato. Tra l'altro prima avevamo visto anche l'occasionissima di Lorenzo proprio con l'Ospitaletto. Sì, quindi la cosa importante che ho notato, la differenza importante è che chi entra incide di più rispetto bravissimo all'anno Simone scorso. che ce la fa rivedere. Qui è stato... No, questa è l'occasione di Morra. Ma lì era stato bravo il difensore, dovrebbe essere questa forse. Questa è la tua occasione. Panatti è stato molto bravo lì avevi battezzata dentro praticamente. Sì, io lì quando ho calciato qui sul superato portiere ho detto Sì. È stato incredibile. Sì, no, poi alla fine in effetti se andiamo anche se vogliamo fare ad analizzare l'occasione di Lorenzo, l'occasione di Rauti. Sì, insomma. Il problema è che è stato l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, è quello che un po' l'approccio non è stato ottimale, no? Però insomma dai. Però ci sta. Era una partita comunque contro una squadra che comunque era organizzata, difficile, giocava a calcio, siamo andati in difficoltà in qualche occasione e il primo tempo non è stato del livello che avevamo dimostrato ad esempio contro il Lumezzano o anche contro il Padova in Coppa Italia, quindi siamo noi i primi a capirlo e a saperlo, quindi stiamo proprio lavorando per migliorare sempre di più queste cose. Tra l'altro ho parlato di Ospitaletto, una matricola, tu fino all'anno scorso giocavi alla Giana, quindi magari ti chiedo questa cosa. Si è parlato spesso che magari quando una piccola affronta una squadra blasonata come il Vicenza moltiplica l'energia, c'è la voglia di dare qualcosa in più, di far vedere. Tu da avversario che l'hai affrontato, c'è questa, magari inconsciamente, c'è questa cosa? Certo, è normale che sia così, è inevitabile. Io quando arrivava la settimana che si andava a Vicenza o il Vicenza veniva da noi era una settimana diversa, cioè l'obiettivo era far benissimo, farsi vedere. Perché diventa una vetrina anche, chiaramente. È così, è inevitabile che sia così, quindi tu hai il doppio dell'energia, è la giornata della vita, è la giornata del campionato quando si viene a Vicenza, quindi è così. Ti fai vedere da un potenziale datore di lavoro importante, quindi voglio dire... E poi oltre a farsi vedere è anche esatto di giocare in uno stadio importante. È anche un mettersi alla prova con determinati giocatori, in un determinato ambiente, con un determinato tifo, quindi è proprio... stimolante. Stimolante, esatto. Quello sicuramente. A proposito, tu quando sei arrivato in sede di presentazione avevi detto che sapevo benissimo il bel salto che c'è dalla squadra in cui ero prima, la Giana, a Vicenza. E quindi insomma è anche stimolante tutto questo. Adesso ti chiedo, è passato un po' di tempo, qualche mese è passato, il salto era come te lo aspettavi? Ma è un salto... Cioè, nulla togliere alla realtà in cui ero prima, che assolutamente ha i suoi pregi e sono stato benissimo. Diciamo proprio l'impatto con la realtà Vicenza. L'impatto con la realtà è ovviamente diverso perché è inutile, cioè alla Giana l'obiettivo era salvarsi, poi tutto quello che veniva era tutto di guadagnato e si provava a raggiungere qualunque altro obiettivo.
Qui non è così, qua ci sono altri tipi di obiettivi, ci sono altri tipi di pressione, c'è un pubblico diverso e quindi quando si viene a Vicenza io sono arrivato qua consapevole di quello che mi aspettava. Poi ho detto è tutto da vivere di volta in volta, di settimana in settimana, però so bene che la realtà è diversa, quindi ho cercato di calarmi subito in quello che chiedeva Vicenza e settimana dopo settimana cerco sempre Sì, di più perché dico, magari da fuori uno dice è un salto, ne sono consapevole, poi però quando lo vivi da dentro c'è il rischio che magari la pressione che senti, in realtà Sì, però alla stai fine, dimostrando di no, le ma spalle, alla fine, le spalle le hai alla larghe. fine più ci penso, quando penso a queste cose, più penso, più magari mi metto pressione. Cioè, sono a Vicenza, penso che è il sogno di qualunque giocatore di questa categoria essere qua. È proprio Le idee chiare. è bellissimo e idee. quindi sono qua e voglio giocarmi tutte le carte senza mettermi troppe pressioni addosso, anzi è controproducente per me. Allora, e invece l'impatto con il Menti? Tu hai avuto la sfortuna di non essere della partita contro l'Umezzane, perché penso che, visto come aveva fatto in Sì, Coppa sì. Italia, Cioè, avrebbe giocato non fosse stato squalificato, titolare sì, se non fosse stato probabilmente squalificato. Quindi vabbè, l'hai vissuta da esterno, poi con l'Arzignano invece l'hai vissuto da protagonista dal primo minuto, l'impatto con il Menti, 10.000 persone. È stato magico, è stato bellissimo ed è la cosa anche l'anno scorso sono venuto qua a Vicenza con la Gianna la prima di campionato. Sì. E 2-2. 2-2. Era così, l'ambiente era così, l'unica cosa è che quest'anno c'è stata anche la coreografia, quindi c'è ancora più bello. È stato bellissimo. Speriamo di rivivere sempre di più domeniche come queste. Beh, adesso, ripeto, al Tombolato Vicenza gioca in casa, te lo dico io. Quindi insomma, alla fine poi, anzi, ma ovunque, perché anche con l'ospitalità ormai, forse a Brescia dove ci sarà superiorità di tifosi di casa, anche se chiaramente i biancorossi si faranno sentire alla grandissima, ma vuol dire questo, mister? Certo, sicuramente avere il tifo, anche perché quante partite è che non perde Vicenza in casa? 30. No, qui, sono tanti. tanti. L'anno scorso non C'è un aumentò. motivo anche, no? Vuol dire non è che conta perché io ho giocato a Vicenza tante volte da giocatore, da allenatore anche, perciò è sempre particolare. Il Tombolato è un campo diverso, lì la gente va con le famiglie a vedere le partite, e adesso si è creato un po' di tifo, ma non è sicuramente il tifo di Vicenza, se poi appunto come dicevi tanti di Vicenza andranno a Cittadella, ci sarà... Poi è vero che quando lei ha allenato anche il Palermo, quindi al Barbera pieno, sappiamo com'è, che fa fatica l'allenatore a farsi sentire... Beh sì, infatti non dovresti neanche parlare, non ti Non ti sentono. sentono. Gian Erminio, oggi c'è stata la conferenza di Bianchini. Prima di parlare di Arzignano, Gianna, sentiamo cosa ha detto mister Bianchini. Abbiamo la clip. Sapevamo che sarebbe stata una partenza impegnativa, fare 6 punti non è male in 3 partite, però adesso noi ci dobbiamo veramente focalizzare sulla prossima, che ci aspetta una partita difficile, perché abbiamo guardato bene la Giana, è una squadra che gioca, una squadra che ha diverse soluzioni, che cambia tanto, però ha una rosa profonda con tante soluzioni, quindi dobbiamo veramente concentrarci per fare bene con la Giana, e quello che è stato fatto, abbiamo fatto delle buone partite, però adesso il focus è a venerdì. La squadra sta bene, Damiani non è ancora a posto, però si sta lavorando, dovrebbe rientrare nel giro di una decina di giorni. Il resto stanno bene, a parte Castagnaro che dovrà star fuori perché si è rotto il polso, è una caduta. Poi Bianchi si è presentato bene, nel senso che è allenato, si vede che ha lavorato, si è integrato subito nel gruppo, è un ragazzo che sicuramente ci alza il tasso tecnico, di spessore umano, di personalità, e sicuramente ci darà un grande aiuto. È chiaro che non ha ritmo, sta bene fisicamente, però un conto è allenarsi da solo, un conto è allenarsi con palla, ha bisogno proprio di trovare i tempi, gli spazi con delle giocate con palla, però sono sicuro che nel giro di breve ci arriverà.
Allora, 6 punti in 3 partite. E noi abbiamo sempre il solito obiettivo, no? Intanto 6 punti li mettiamo lì che ci fanno bene la salute. E adesso dobbiamo incontrare il Giana, ma poi dovremo incontrare il Trento e il Triestina. Cioè, voglio dire, adesso ogni partita va gestita, come dice il mister, con quella metodologia lì, perché non abbiamo, come dicevamo prima, non ci sono squadre deboli. Però Se vai in campo non come si va in campo normalmente per vincere, per fare una bella prestazione, rischi di fare delle brutte figure. Quindi distanze corrette, molto coperti e correre, e grande pressione, quindi questo è il nostro gioco. Riusciamo anche a farlo anche abbastanza bene, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Magari l'anno scorso, quando è rientrato Bianchini, giustamente il primo obiettivo era difendere, perché visto come era stato l'avvio bisognava un attimo ritrovare solidità e certezze. Quest'anno, anche avendo aggiunto qualità, perché dobbiamo dirlo, in fase di mercato l'Arzignano ha messo qualità in rosa, cioè si sta cercando proprio anche di giocare. Sì, ma infatti noi dobbiamo continuare per il nostro percorso di crescita, perché siamo solo alla 4ª partita, quindi dobbiamo continuare su quella traccia. Tanto stiamo vedendo le immagini di Giana Pro Patria con la vittoria della Giana, e visto che abbiamo qui un dirigente dell'Arzignano, si è detto prima che non siete più una sorpresa, ma non è più nemmeno lo stesso budget, o sbaglio? Cioè, un pochino l'asticella l'avete alzata, perché insomma sono arrivati giocatori come Chiarello, lo stesso Bianchi, comunque c'è stato il rinnovo di Boffelli. C'è la voglia di alzare leggermente l'asticella nel vostro piccolo, ma per riuscire a fare qualcosina in più, per stare magari in quella metà alta? Sì, ovvio che vorremmo stare dalla parte sinistra della classifica, sarebbe fantastico, però il calcio lo conosciamo molto bene e quindi sappiamo che dobbiamo essere umili, sono sempre le solite cose, le frasi fatte, ma la realtà è proprio quella lì, bisogna affrontare le squadre con umiltà, però con consapevolezza che noi abbiamo quel tipo di gioco lì e dobbiamo applicarlo bene. La consapevolezza che avete una vostra forza, perché certo, bisogna la nostra forza. Noi il pacchetto difensivo più o meno è quello dello scorso anno, quindi partendo da lì e la parte davanti e la parte finale dello scorso anno, inserendo i giovani, perché abbiamo dei giovani secondo me molto molto interessanti. E Damiani l'ho visto molto interessante, peccato se l'infortunio. I giovani li vedo con grande personalità, che non hanno paura neanche di sbagliare, e non è una caratteristica proprio, non fanno il compitino, voglio dire, e quindi noi dobbiamo continuare per quella strada lì. Il mister è molto bravo e sa entrare nella testa dei ragazzi, quindi noi abbiamo aumentato il livello, probabilmente sì, ma a livello di costi non è che abbiamo aumentato no. Quindi voglio dire, siamo riusciti a fare le cose che con il nostro budget, che non è un budget stratosferico, però abbiamo cercato di mettere qualche pedina che ci dia un po' più di fiducia, però poi vanno giocate le partite e dobbiamo soffrire sempre ogni volta, perché tutte le partite è sofferenza dell'Arzignano. Io non ho mai visto una partita che la guardo e poi dico... Forse dopo 5 minuti con la Virtus uno pensava che questa è tranquilla, invece dopo allora, siete complicati la vita. Che siamo andati in vantaggio per 2 volte consecutive. La Virtus è una squadra di ragazzi giovani, ma che giocano veramente bene. E siamo andati in difficoltà, abbiamo vinto, ma perché? Abbiamo un retaggio di anni che noi dobbiamo comunque sempre soffrire, quindi siamo abituati alla sofferenza e quindi resistiamo nei momenti duri. C'è un modello, visto che parliamo della Virtus, un modello a cui voi guardate, vi ispirate per il vostro futuro, diciamo? Beh, come società o come parte tecnica? No, come società, come parte tecnica, come ambizioni. Parlavamo prima, no? Il mister diceva giustamente non dovete porvi dei limiti, nel senso che comunque... Insomma, diciamo che noi abbiamo sempre guardato con molto rispetto il Cittadella. La società in pratica, volevo dire, è questa, nel senso la società, quando per esempio sono arrivato a Cittadella e il presidente avevamo fatto bene, essendo nato dall'interregionale, avevamo fatto in C1, e mi dice voglio che tu rimanga qui 3 anni con noi e fai un contratto. Io nel mio contratto avevo messo C2, perché si parte dalla C2, C1 e Serie B. E lui quando vede il contratto dice ma tu sei matto, Cittadella come fa ad andare in Serie B, ma neanche pensare di fare un buon campionato in C2,
E invece poi quando poi siamo arrivati in Serie B, una sera mi ha portato a cena, ci siamo salvati in Serie B, mi dice, mister mi fai un regalo, mi porti in Serie A. Perché aveva preso, Ci aveva la società, preso ma la gusto. società deve essere questa, deve avere il senso di quello che si fa. La misura però anche Esatto, nei e limiti, poi devono essere certo. tutti quanti quelli che lavorano dentro che devono credere che possono fare qualcosa in più, perché la società ti dà i mezzi per poter fare, dopo sei tu che devi credere in qualcosa di più. Il sogno lo devono avere tutti, i Beh, no, ma dirigenti. il sogno di giocare bene, di mettere in difficoltà il Vicenza, il Brescia, Certo, il Padova lo scorso anno, ma ogni perché ogni partita dalla è una nostra partita. pareggio di Padova il Vicenza ha fatto tutto il recupero. Cioè, quelle cose lì sono i nostri sogni, ma sono anche i nostri obiettivi. quella la È realtà. chiaro che però se poi stringi, qual è il nostro obiettivo vero? È di Ma mettere i punti è giusto che la e di- società e la di pensa a salvare. quello, guai se si dovesse dire io andiamo a vincere il campionato, non è così, ma non l'abbiamo mai detto neanche nella Però cittadella. questa cosa. mi piacerebbe ogni anno fare un piccolo saltino e questo un po' rimanendo sempre nello stesso budget di spesa, che io insisto, perché bisogna essere sostenibili, perché poi se non ce la facciamo più salta sempre il banco. Però è il gruppo che cresce. È il gruppo che cresce, magari metti un ragazzo giusto, un ragazzo giovane giusto, che ti fa fare anche un saltino, Una plusvalenza. sì, un po' di talento. Cioè, voglio dire, noi giochiamo su queste cose qua, noi, sì, no, ma la cosa- lunghi che... No, beh, in effetti... Lui cioè, è stato comunque- con noi che era un bambino, però Ma anche la ha stessa tirato fuori operazione- dal cappello 2 o 3 cose che io Certo. sono stato veramente, ero soddisfattissimo di tutta la stagione per quei 3-4 gol che ha fatto quel ragazzo. lì. Ricordiamo che è stato premiato per il miglior gol. Cioè, voglio dire, giochiamo un della po' Serie C. con questa metodologia. Ma in effetti quando poi si parlava che il presidente, beh, i soldi sono importanti, sono le persone che fanno ovvio. la differenza. E in effetti abbiamo creato un gruppo a Cittadella, ma non soltanto di squadra. I magazzinieri, i massaggiatori, Sì, sì. il No, preparatore tutto il atletico gruppo. sono ancora lì e sono passati più di Beh, noi il più di gruppo, 20 il gruppo, più di 20 anni, il sono gruppo ancora lì tecnico, tutti quanti, perciò il gruppo quella è la tecnico forza. nostro è Certo. tutto quello lì, girano poi i giocatori, ma ci sono anche dei giocatori che sono... Sognare è una cosa bella, bellissima per tutti, per i bambini, ma anche per i dirigenti. Chiaro, e poi bisogna avere un po' più di Vogliamo tifosi chiedere... nello stadio. E che è Lì il state secondo là- obiettivo che io ho in testa di arrivare proprio a riempirlo. A riempire tutte le tutta- partite. tutta la tribuna, Non solo riempirla. quando arriva a Vicenza. Beh, comunque dai, Sì, no, sta crescendo. Sta crescendo. Stadio, partecipazione media sta crescendo. Forse con Vicenza in un'altra categoria, magari qualcuno è più libero e quindi in altre giornate, perché No, va bene. dai. nella provincia di Vicenza c'è la passione per il calcio, quindi lo si va a vedere, eccetera. Beh, comunque No, come Vicenza, tanti- Vicenza è straordinario sotto quell'aspetto. Sì, ma lì. come tanti, no, ma proprio di Cioè, invidio lui che gioca con tutta quella tantissimi gente lì che vicentini, spinge, perché tantissimi se tu vicentini, per devi esempio, correre per forza. l'anno scorso andavano a vedere il Cittadella in Serie B per vedere il Palermo, la Sampdoria, Certo, il Cittadella. certo. Quindi comunque la passione c'è, C'è del molta calcio. Vicentino è un tifoso, E un tifoso dico, intelligente, fra parentesi, perché nel senso è uno che gli piace. Io ho giocato, come ho detto prima, e anche allenato col Cittadella, mi hanno applaudito quando siamo usciti dallo stadio, perciò sono tifosi che riconoscono anche l'avversario Sì, quando sì, Ma gioca anche bene. ai Conoscono il tempi bel suoi gioco, di Bassano c'era molta gente che magari vedeva al sabato la Serie B il Vicenza e poi veniva a vedere il Bassano, Certo, certo. perché era questo, e per questo dico, due categorie diverse sono un vantaggio anche per l'Arzignano, Beh, questo sicuro. non solo su questo aspetto qua, ma su tanti aspetti. A proposito, ma vogliamo chiedere un suggerimento, un consiglio a Cafferri, che Parlatene, l'anno scorso era Gorgonzola, saprà Si deve qualcosa? dire un po' i punti deboli. È un po' cambiata, no? cambiato un po'. Però diceva anche Bianchini, aveva detto in una parte, l'abbiamo sentito, che comunque c'è un'ossatura è rimasta, giocatori di esperienza dell'anno scorso che hanno fatto bene. Di qualcuno- forza hanno perso, no? Lorenzo. Beh, Lorenzo sì. No, due punti di forza, perché anche Stuckler, e poi qualcosa ci devi dire di Stuckler. Beh, cosa deve stare attento la 13 mi pare. No, non lo so, non so cosa sta facendo la Giana adesso. No, ma non- cosa deve... Niente, l'Arzignano faccia la sua partita. Deve fare la sua partita e via. andare avanti con i loro punti di forza. Ma tu vai all'Olin domani a vedere i tuoi ex compagni o no? No, non credo, basta. non credo. Concentrato. Adesso è solo Vicenza, così ci piace. Ma visto che l'abbiamo citato, Stuckler, dici qualcosa? Ragazzo d'oro, fortissimo, perché ha dei colpi pazzeschi. Non li abbiamo ancora è un 2000 visti no. tutti, cioè, abbiamo visto qualcosina magari, No, lo però... so, però non dobbiamo mai dimenticare che è un ragazzo del 2004 che l'anno scorso, la prima esperienza in Serie C, ha fatto 14 gol in campionato, più Sì, 13, Coppa 14. Italia, qualche gol, quindi è
un ragazzo forte, che in area di rigore è forte, fisicamente forte, quindi bisogna dar tempo anche a lui come persona, come giocatore di crescere, di relazionarsi in un ambiente diverso, quindi la base è che è un ragazzo e un giocatore forte. Materiale ce n'è. Sì, sì, Poi e anche chiaro che tanto. giocare con la Giana e giocare a Vicenza, anche lì, Anche lui a deve un 20, a attimo- 20 anni magari l'impatto è diverso, no? Quindi comunque bisogna giustamente lasciare il Però tempo di crescere, di è un maturare. ragazzo, anche come persona, un ragazzo intelligente, quindi non ci saranno problemi, sono sicuro, perché lo conosco, siamo stati insieme un anno. È più facile per te sulla fascia, tanto dici. vai Esatto, su. io corro, è lui Vai, che poi corri. deve prendersi Lui la deve fare come tu responsabilità. invece, ti dicono, Lorenzo, cosa devo fare? Corri su e giù, Corro su corri. e giù, se corri va benissimo, poi dopo è lui che deve fare tutto il resto. Poi, insomma, abbiamo visto che ti piace anche andare al tiro e anche andare parecchio avanti, perché col Padova sulla respinta, sull'errore di Fortin c'eri tu per il gol, insomma qualche gol, non tantissimi, ma qualche gol in passato l'hai fatto. Sì, e poi a maggior ragione sto cercando questa è una cosa anche che chiede il mister, proprio a noi esterni, noi quinti, di crederci e andare proprio dentro l'area, perché con i cross e così cioè chiudere sempre sul secondo palo, quindi se si è dentro l'area, cioè la palla arriva, quindi bisogna crederci e sto cercando di entrare il più possibile in area di rigore, ogni volta che mi arriva una palla ho la possibilità di calciare o comunque di crossare, cerco di farlo nel migliore dei modi, quindi sto cercando di migliorarmi anche sotto il punto di vista appunto dei numeri di finalizzazione, quello sì. Stai chiedendo qualche consiglio a Costa su come si crossa bene? Crossa O no, bene, come crossa Pippo? Benissimo, Lo benissimo. dicono tutti che... Non è che crossa male, No, anzi, però cioè, tutti anzi. dicono, ma anche quando vengono qui, ma c'è Pippo che mette di quei cross, tutti, e quindi insomma hanno un bel maestro, lui e Tribuzzi, che comunque sono bravi entrambi a Infatti crossare, ma l'anno hanno tutti scorso un bel quando giocavamo maestro. contro il Vicenza, io che ero nella stessa fascia, tutta la settimana, Costa batte bene, crossa bene, quindi cerca di contrastare, capito? Cioè, ci provo in tutti i modi, però no, è proprio Adesso bravo. che non ce l'hai a compagno di squadra, Meno male, esatto. un pensiero in meno. Senti, tu sei scaramantico, hai qualche rito prima della partita? No, non sono molto scaramantico. Sei uno Credo che pragmatico, sia una cosa che poi mi porta via troppa energia mentale, quindi non sono scaramantico, poi se c'è da fare qualcosina che è andata bene la settimana prima, va bene, lo facciamo, però i miei riti non ne ho. Vedi, tu sei pragmatico, difatti sei... Aspetta, perché non sono scritto perché è difficile la seconda. Osteopata e massoterapista. Sì, io oltre la mia carriera calcistica... No, aspetta, perché non è che l'ho scoperto, l'ha scritto lui su nella Instagram. mia, sì, no, è sì, bello sì. perché, no, ma è bello perché magari vedi nei profili social dei giocatori, no, giocatore della Rossa Vicenza, oppure giocatore Brescia, giocatore della Rossa Vicenza, e anche sotto osteopata e massoterapista. Giustamente, perché è un traguardo che hai ottenuto con fatica. No. Io ho avuto poi la fortuna di giocare tanti anni lì alla Giana e io sono di quelle parti là, sono del paese a fianco a Gorgonzola e ho sempre pensato che il percorso calcistico poteva andare di pari passo anche con un percorso di studi. Quando ho iniziato osteopatia giocavo all'Atritium in eccellenza e mi allenavo la sera, quindi avevo tempo per poter studiare e poi anno dopo anno gli studi si stavo per completare e poi è arrivata questa possibilità, questa opportunità di Vicenza e allora adesso la mia vita ovviamente è Vicenza, calcio e basta, però ce l'ho lì, è una mia passione, un mio... Bravo. Qualche trattamento, qualche compagno? No, io sempre, No, poi- anche l'anno scorso mi facevano queste battute, però ho detto io in ambito calcistico Niente. faccio il calciatore, No, poi vedremo, domani difatti- non lo so. Quindi, ok. Allora, gliel'ho chiesto io, per me dopo alla mano, quindi la prossima giovedì vi dico se è bravo oppure no. E senti, fuori dal campo, al di là appunto dello studio, che tra l'altro è una cosa che almeno in Serie C si vede sempre più spesso, anche ad Arzignano viene in mente Boffelli che è laureato, ma allo stesso a Vicenza c'è Zonta, Zonta che è laureato. forse Rauti, anche Carraro forse, Non mi ricordo, non mi ricordo, sono- però Antoniazzi credo. Cioè comunque questo è bello che questi ragazzi comunque hanno un bel messaggio anche che lanciano a chi li segue, perché comunque non c'è solo il calcio, cioè adesso c'è il calcio, domani non si sa, quindi bravi che si comunque preparano una strada alternativa. E dicevo, fuori dal campo, che tipo sei? Non sei tanto social intanto. No, non sono tanto social, ho il mio profilo Instagram, Sì, ma mi piace, però non sono uno da grandi storie o post, quello no, assolutamente. Sono un ragazzo tranquillo, non è nulla di
piace guardare tante partite, quelle le guardo tutte. Infatti Sì. la prima cosa che ho fatto arrivato a Vicenza, ho fatto l'abbonamento di tutto, Now, Netflix, da Zone, mi piace guardare tutte le partite. Tifoso di? Di tifo la Juve. Mamma mia. Qui c'è Jerry in studio, come mai? Tifo la Juve, non sono un tifoso sfegatato, a me piace il calcio e mi piace la Serie C e la Serie B, io seguo tantissimo quelle. E il tuo idolo, a parte Pippo Costa, perché sennò poi... Il mio idolo... un modello, un giocatore che... No, ma a me piace lo sportivo in generale, a me piace anche tanto il tennis e Nadal per me era... Nadal. Mi piace tantissimo la sua figura, mi è sempre piaciuta. Quindi nel tempo libero giochi a Il padel. tempo libero, no, padel, ma tennis, in estate mi capita di fare qualche No, di solito a partita con padel gli sono gli amici. ex giocatori, o no? Ma poi tra l'altro allo Sport di 55 c'è un bel centro padel. Sì, Sì, c'è un bel sì. centro, però durante l'anno no, mai. No, meglio di non no. capita No, mai. anche- Però no, il periodo magari di giugno, che siamo a casa, una partita di tennis mi piace. E anche tu, Vivia Bassano, visto per tornare a riprendo l'assist di Lorenzi di prima, Vivia Bassano, ti stai ambientando? Sì, no, mi trovo molto Abbiamo bene. già il posto preferito per fare l'aperitivo? No, No, perché sai, no, Bassano, sì. no, ma anche qui, cioè, in Veneto è un rito importante l'aperitivo, non è che si fa... Questo l'ho notato, che quindi, mi è capitato... quindi sono cose serie. questa è una esempio, domanda l'oliva seria. nello spritz non l'avevo mai vista a Milano. Lo controllo io. No, sto è piano bravo, sei un piano... ragazzo serio. Sto piano piano anche conoscendo sempre di più la città, alla fine sono qua da un mese e mezzo e... La città, Vicenza. La Vicenza purtroppo ancora poco. Ma questo è sono questo che sincero. a noi Io giusto, no. avevo la domanda Ma- trabocchetto, sì. allora la domanda trabocchetto la posso farti la domanda trabocchetto? Sì. Oltre allo stadio di Vicenza, cosa conosci? Dimmi una cosa che conosci di Vicenza. Oltre allo stadio di Vicenza sono andato qui al giornale di Vicenza oggi. Dai, è già... e poi da un'altra parte l'hotel dove mangiamo prima delle partite. Basta. No, sono sincero, bisogna rimediare. Assolutamente, perché comunque... Qui adesso tu sei stato il primo a subire questa domanda trabocchetto, Moro non gliel'ho fatta perché era già qua l'anno scorso. Ai nuovi, quando andate allo calcio, preparatevi, 2 note sul Palladio, sulla Basilica, il Teatro Olimpico. Assolutamente. Però adesso, tornando alla serietà. al di là della battuta, ne parlavamo prima, no? È comunque una cosa che manca secondo me a loro e manca anche al tifoso. Al di là del centro sportivo meraviglioso a livello che pochissime squadre possono permettersi. Cioè è un peccato perché comunque il tifoso vive meno la squadra e il giocatore vive meno la città. Tanto è vero che furbescamente prima della prima partita di campionato avete fatto l'allenamento generale al Menti, c'erano 2000 persone. Giovedì pomeriggio alle 6 pomeriggio 2000 persone all'allenamento pre-partita. Questo ti dà l'idea di cosa vuol dire, no, vivere e sentire il tifo, perché poi uno può dire quella cosa lì mi crea ansia. Credo che quella cosa lì ti crea quella giusta tensione per andare in campo. Ma anche poi, semplicemente passeggiare per la città. A Bassano ti fermano i tifosi? No. No, non mi è mai capitato. Ecco, a Vicenza probabilmente ti fermano, ti fanno la foto, ti chiedono ciao, mi fai l'autografo. O semplicemente dicono dai Lorenzo, corri, ti diranno corri. Corri. Questo, lo so, ed è un peccato perché c'è un posto Sì, scollamento tra squadra e città. Però adesso, cioè, giustamente, il centro è romano, è stupendo, sì, certo. Quindi è giusto che nulla vieta loro e questo è un invito che facciamo noi, insomma, a tutti, cioè, di provare a vivere un po' di più la città nei momenti liberi, perché ci sta, decidono di abitare a Bassano, ci stanno, anzi, ma insomma, Bassano è così distante, dai, facciamo nel tempo libero, fare qualche giro a Vicenza. Di solito, poi io ho giocato tanto al sud, ma esci quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male... Ma no, ma partiamo dal presupposto che qua a Vicenza puoi permettere di uscire quando le cose devono vanno andare male. bene. Sì, no, questo sì, però c'è il fatto che vai fuori e ti dicono, beh, domenica lo facciamo, cioè sono cose che tante volte qualcuno può anche... Se le cose vanno male a Vicenza, no, certo, però, è un tifoso, ti mettono le bombe carta sotto la no, macchina, vuol dire, qua, al massimo ti mandano in... Però, no, insomma, ma anche solo entrare in tal bar, vedere tutte i poster, le magliette, chiaro, c'è il calore che il manca. murales di Paolo Rossi che c'è vicino alla stazione, ti consiglio di andarlo a vedere se non l'hai ancora visto, cioè sono cose che uno capisce la storia che c'è stata e che ci auguriamo che loro continuino a portare avanti, a rinverdire, perché insomma qui... Fai fatica secondo me allenandoti
40 km di distanza. No, ti ho detto, però, Fai fatica. qualche giretto a Vicenza. Però penso che qualche serata nei club le faranno, non le fanno, penso, no? Ci sono i club. Sì, con i club sì, quello di fatti. Fatte? No, io non lo so, più che altro in questo. E adesso sono qua da un comincerai, mese e mezzo. no, ma adesso quindi comincerai ad non- andare a fare le cene dei club e vedrai che capirai cosa vuol dire l'affetto dei tifosi biancorossi da Cominciate a vicino. mangiare con tu e il tuo accompagnatore ufficiale che vi accompagnerà a fare le cene, il buon Andrea, e quindi cominciate a fare le cene e quindi conoscere un pochino, esatto. Quella Sì, che anche è perché giornali, cioè, ce ne sono pochi. Sì. Però Ma club ce ne sono tantissimi, quindi sì. trasmissioni ne fai poche, ma Però di club vedrai di che avete giri, occasioni sì, per girare, ed è veramente un plauso clamoroso al centro di coordinamento, a tutti i club, perché ne continuano a nascere e non è semplice in una situazione del genere in cui comunque da tanti anni ci sono poche soddisfazioni. Nicola, Quindi- quanti di noi dell'ambiente biancorosso avrebbero scommesso quest'anno? No, l'ho Facevi detto il l'altra record volta. di abbonamento. No, io l'ho dopo detto un anno, subito. no. Lo zoccolo duro si sa, c'è No, sempre stato no, eccetera, ma aumenta, così tanti, oltre a 7.008 non me lo sarei mai Però c'è da aspettato. dire che l'anno scorso sì, c'è stata la delusione, però è stato fatto un campionato strepitoso. Straordinario, sì. Sì, Perciò però la è mancata quella. lo so, e però quindi la gente per l'ennesima volta. ha fatto un percorso con la squadra fino in fondo, poi No. nel calcio vince. No, Secondo me c'è il giusto mix tra la grande passione dei tifosi e l'aver capito con questa rivoluzione certo, è importante. Ma... quello che ha intenzione di fare la società, il messaggio che è arrivato dalla società è stato capito e quindi abbiamo detto anche qui, forse era la strada giusta, lo dirà poi il campo se era la strada giusta, chiaramente, però forse era l'unico modo per ripartire, forse il ciclo era veramente finito, purtroppo non è finito come speravamo e adesso si è provato a ricostruire con Gallo, con giocatori nuovi come Lorenzo, magari più di categoria, uno spirito nuovo. Una voglia. ho anche, sempre avuto chiaramente. ammirazione per il tifo vicentino, sempre. Straordinaria. Beh, su quello non c'è nulla da dire. E adesso ho lasciato per ultima la domanda. No, senza parte. Si parla, lei è entrato in società, quanti anni fa? 6 anni fa? Lei, in società con l'Arzignano? No, io sarei Giusto. dell'Arzignano, No, ma dico, originario. sì, ma ha accettato Abbiamo fatto la fusione. di fare parte del fusione progetto con Lino, sì. di Chilese. Ecco, in questo senso, prima un po' in punta di piedi, nel senso c'era Lino Chilese, la sensazione è che con gli anni comunque Lorenzi sia sempre più dentro al progetto Arzignano e questo giocattolino insomma comincia a piacerle tanto. Vediamo anche la passione che ci mette e come lo racconta, che è molto bello. L'idea originale l'ho portata avanti io, l'ho avuta io e ho fatto ho perseguitato Chilese per non so quanti mesi, 5, 6, 7 mesi, 8 mesi. Perché dentro la mia testa, io avevo capito che ci volevano tante risorse, anche se l'area è un'area ricca, ma ci voleva anche tanta gente che potesse contribuire e darci una mano. E abbiamo fatto questa fusione e da lì siamo partiti e abbiamo fatto la cosa più corretta che si doveva fare. Adesso dire il mio ruolo c'è sempre stato, sempre un meno front, però io sono sempre stato lì, sono sempre lì. Abbiamo un CDA dove discutiamo tutto, dove anche ci sfoghiamo. Litigate? No, litigare è una parola grossa, però si discute anche animatamente per prendere delle decisioni. Perché come diceva Mister Cleria, c'è passione, si vede e si percepisce questo è importante. Noi lavoriamo molto lì e investiamo in serate, in tempo per trovare delle soluzioni, perché bisogna trovare ogni mese delle soluzioni, ogni anno delle soluzioni. Dobbiamo avere un obiettivo preciso, dobbiamo avere anche un obiettivo a lungo termine. Quindi lavoriamo su questo e poi le decisioni vengono fuori, però partecipiamo tutti, tutto il CDA partecipa. Poi se mi dici che Lino è lì perché Lino ha la sua esperienza, però vediamo la sua capacità, perché diamo merito a chi ha capacità. Io sono contento del mio presidente. È chiaro che tante cose le decidiamo ma quello assieme. che stavo dicendo, lei è un vicepresidente, non No, ma sono operativo, diciamo che sono operativo. Un vicepresidente attivo anche magari dietro le quinte, Ma
Perché, cerco di capire com'è perché il ha a calcio. cuore il progetto, questo è Certo. proprio, Sì. ce l'ha proprio a cuore, si vede. Sì, no, per noi è una passione, una grossa passione. È chiaro che il calcio sta cambiando in maniera molto rapida. Siamo andati alla riunione dei presidenti della Serie C con il nostro presidentissimo e crescono i dati, crescono i numeri. Sì, c'è stato un nuovo accordo Con Sky dicono che i numeri stanno veramente esplodendo, quindi dobbiamo abbellire gli stadi, dobbiamo sistemare le cose perché le immagini diventano più belle. Cioè, voglio dire, è una grossa responsabilità anche, perché se guardiamo le partite di 2 o 3 anni fa con gli stadi di 2 o 3 anni fa e le guardiamo adesso, guardate che è cambiato completamente la Serie C. Attenzione. Sono cambiati anche i contributi. No, i contributi, una domanda, mister, contributi non ne vedo, anzi se ne tolgono perché adesso c'è la riforma dei giovani lì che non, mamma mia, vabbè, ci vogliono tante risorse, però il calcio sta cambiando e anche la Serie C sta cambiando, quindi anche qua bisogna capire dove sta andando e qua il tempo. Beh, voi con il Molina avete fatto un bel lavoro. Noi abbiamo aspettato un anno a rifare la Serie C perché non avevamo il campo. Attenzione perché qua forse non lo sa nessuno. Noi abbiamo evitato di andare su e dopo abbiamo vinto il campionato, fortunatamente non dopo, perché non avevamo la struttura. Siamo venuti a giocare a Vicenza, adesso non vi dico neanche cosa chiedevano i signori a partita. Ho detto, ma siete matti, falliamo prima del girone di andata, eravamo già falliti. Dopo è arrivato il Covid. Abbiamo speso poco niente perché non abbiamo mai giocato. Sì, quindi voglio dire, bisogna fare le cose fatte bene. E noi se abbiamo una caratteristica positiva, proprio quella cosa lì, che facciamo il passettino un po' alla volta, ci poniamo un obiettivo. E dopo cerchiamo di andare lì, che non è così semplice. Però a piccoli passi state andando. Sì, poi adesso parecchio vorremmo lontano. anche rimpolpare anche la struttura di comando, vogliamo che entrino anche dei ragazzi giovani, cioè voglio dire, non è che possiamo sempre noi. Qualche Quindi, socio? Beh, quelli sono il portone è spalancato, però ma anche ragazzi che portano anche idee nuove, anche visioni un po' diverse, cioè, certo. Siamo sempre pronti a ascoltare tutti e cercare di far sintesi e poi tracciare la linea. E abbiamo delle belle idee. E ve le dico per un'altra volta. La prossima volta perché? No, perché dovete invitarmi quando vinciamo, che magari sono stavo dicendo la prossima volta speriamo più in là possibile in modo che l'azienda non perda. In realtà, quindi la chiamiamo in occasione di qualche vittoria, dai. Prima di salutarvi, voglio parlare di questo libro di Ezio Glerian, Il calcio e l'isola che non c'è, con l'introduzione di Gianni Mura. Ezio, se vuoi dirci 2 paroline, perché questo è una ristampa del tuo libro. Questo libro è stato scritto nel 2014, adesso abbiamo fatto questa ristampa nuova. Niente, è un percorso dove dentro ci sono tanti consigli per gli allenatori, per le società dilettantistiche soprattutto, per chi ha a che fare con i ragazzi. Noi abbiamo un grande problema, che abbiamo tanti bambini che smettono di giocare. È una grande fortuna che abbiamo tanti che iniziano a giocare, perché abbiamo 70 bambini su 100 che iniziano a giocare a calcio. Il 50% di questi bambini a 13 anni, 14 anni smette di giocare, perché purtroppo non riusciamo a tenerli dentro nel gioco. E qui dobbiamo fare un esame di coscienza tutti quanti, perché far crescere un ragazzo e farlo smettere a 18, 19 anni, 20 anni è un'altra cosa. E qui ci sono dei consigli dove una società di calcio, soprattutto di dilettanti, e gli allenatori soprattutto, possono e devono prendersi in mano, soprattutto prima i genitori, che devono fare un percorso con loro, perché i genitori sono una risorsa, una grande risorsa adesso del nostro calcio, perché senza i genitori non si potrebbe fare il calcio giovanile, e questa è una cosa importantissima che tutti quanti dobbiamo sapere. Non dobbiamo lasciarli fuori dalle porte, ma dobbiamo farli entrare, ma dando loro i mezzi per poter stare bene in questo mondo. Lì è un'esperienza che parte nel lontano 87, quando ho avuto la fortuna di stare all'Ajax un paio di mesi, dove c'era Cruyff che allenava, e lì ho visto un mondo totalmente diverso. Ho portato con me questo esempio, l'ho fatto mio, ho sempre seguito i settori giovanili, anche soprattutto quando allenavo le prime squadre, perciò penso che sia un libro molto utile, perché da 10 anni a questa parte che ho scritto il libro non è cambiato niente, anzi siamo peggiorati in questo senso. Dunque, il calcio e l'isola che non c'è,
mi raccomando, vediamo se... Vai, tanto faccio... Hai parlato di allenatori, dirigenti, calciatori, ci sono consigli anche per i genitori? Sì, no, ho parlato proprio adesso. Perché mi pare che i genitori... tante volte siamo una risorsa ma anche un limite oggi il genitore del calcio giovanile. Paradossalmente succede questo nel percorso che fanno ragazzi e i genitori. Dovrebbero appassionarsi i ragazzi e rimanere nel gioco, invece si appassionano i genitori. Noi vediamo mamme che di calcio non si interessavano proprio a niente e poi invece facendo il percorso con il loro bambino, ragazzo, andando a fare le partite, fare il gol, stanno bene, sono contenti, sono felici e si appassionano, stanno bene proprio insieme. Poi incontrano le difficoltà che possono essere quelle che l'allenatore fa una scelta e non lo fa giocare, oppure il bambino nell'età successiva non riesce più a essere quello che... E succedono quelle cose che si vedono poi nelle tribune, no? Queste passioni che sfogano tant'è vero che lei ci ha anche scritto, una volta ho fatto una serata con dei genitori, dopo tante altre che avevo fatto, che vedevo che non c'era questa partecipazione nelle parole che io dicevo, ho filmato i genitori, ho fatto filmare i genitori nel torneo, che poi successivamente abbiamo fatto la riunione e nella riunione ho fatto scendere giù il telo bianco e i genitori si sono visti loro, ho fatto andare per 2 o 3 minuti perché poi c'è stato un silenzio incredibile. Immagino. E le mamme soprattutto mi chiedevano io non voglio essere così, io perché sono diventata così. E questo è un percorso che dobbiamo per forza assolutamente fare, anche per cambiare il nostro calcio, per ritrovare i campioni, perché i più bravi, è un dato di fatto, io ho avuto modo di riprendere ad allenare i dilettanti da Marostica poi a Bassano, i più bravi smettono prima degli altri. E questa è una domanda che dobbiamo farci perché non abbiamo tanti campioni più. Certo. Ecco, ed è un dato di fatto, è una statistica che gli ultimi campioni sono nati dagli oratori. Perciò quando il calcio era libertà, e lì la copertina racconta di questo. Ci sono 3 ragazzi che sono vestiti in borghese, diciamo, certo. E 3 ragazzi, ecco. Lì eravamo noi che andavamo all'oratorio a giocare con i vestiti, lasciavamo la borsa, i libri a casa e ci buttavamo dentro l'oratorio, gli altri invece hanno tutto quanto quello che serve per fare bene il gioco, le maglie, le scarpe, la borse. Però manca loro la libertà di farlo come lo facciamo noi. Certo. E dobbiamo riunirci in un tavolo e discutere di questa cosa, perché la soluzione c'è. Dobbiamo trovarla, la soluzione c'è. Sì, che serve dobbiamo metterla in pratica. È una soluzione che serve sia al calcio ma serve anche alla società soprattutto, molto più ampio, soprattutto no? perché lì il titolo dice questo, proprio l'isola, certo. E creare un'isola dove si può stare bene, Ardignano, Cittadella, Vicenza è già più grande, ma ecco, sono delle isole dove la passione crea cultura e crea unione, certo. Okay? E crea crescita, perché questa è la cosa fondamentale. Il fatto che, al di là del fatto che possiamo ritrovare i campioni, ma ci dà la possibilità di far rimanere i ragazzi nel gioco, di creare delle persone migliori un domani, questa è la cosa fondamentale, non avere bambini che a 13 anni si perdono per le strade. Certo. Direi con questo bel insegnamento, sì. Bella chiusura direi di puntata, lo possiamo aggiungere? Niente. Quindi qui abbiamo un bravo ragazzo. Ti ha già battezzato, questo sì. Mister Ezio ti ha già... Sarebbe stato un mio giocatore la grande. E avrebbe corso tanto, perché sì, con quel modo avrebbe fatto la diagonale un po' meglio. Gli avrà detto sicuramente già l'allenatore, sicuramente. Sì, abbiamo messo tutto. Perché la partita sembra, ma poi quando sei in partita gli errori ci stanno. Tutti lo fanno, tutti li fanno, anzi. Fanno parte del gioco. Noi siamo veramente in chiusura, io starei ad ascoltare Ezio Gleria in altre 3 ore, ma a questo punto... Quando tornerai ci parlerai un po' meglio magari di Gianni Mura, perché un grande amico, una grande persona. Un grande personaggio, e magari anche 2 battute in più sull'esperienza con l'Ajax. Insomma, di cose da chiacchierare con Ezio di calcio ce ne sono tantissime. Intanto, Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito. Bocca al lupo. Mi raccomando, la linea è tua amica. Mi raccomando, Mister Ezio Gleria, grazie ancora, ci rivediamo presto. Grazie mille. Vicepresidente Renzo Lorenzi, grazie per la promessa che tornerà quando l'azienda non vince la prossima volta. Lo mettiamo per iscritto. Ok. Saluti il Presidente Chilese come sempre. Paolo Dalla Costa, grazie Paolo per essere stato con noi. Grazie a te. Grazie a Simone Barbieri e a Silvia Valente per quanto riguarda la parte tecnica. E Solo Calcio ovviamente torna giovedì prossimo, sempre alle 18:30. Arrivederci.
Serie C presenta Serie C Sky Wi-Fi.